Sarà interrogato venerdì a Vicenza l'ex grande capo di Veneto Banca, finito agli arresti domiciliari ieri mattina. Sulle mosse dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli continua il lavoro dei militari della finanza che stanno controllando i contenuti dei computer sequestrati nella sede dell'istituto a Montebelluna. Ci sarà una lunga attività di analisi per verificare l'ipotesi accusatoria che vede Consoli e gli altri 14 ex manager della banca accusati di aver ostacolato gli organi che dovevano vigilare sulla solidità patrimoniale dell'ente. I finanzieri stanno anche cercando di ricostruire il sequestro di 45 milioni di euro chiesto dalla Procura di Roma nei confronti dell'ex AD, controllando a fondo i conti corrente, depositi e proprietà formalmente intestate ai familiari, ma che gli investigatori sospettano siano riconducibili a Consoli. Dalle intercettazioni si capisce molto bene come l'intenzione del manager fosse quella di lasciare l'istituto, ma pretendere un contratto di consulenza per gestire il grosso capitale, quello che conosceva. Al telefono definisce anche imbecilli i vertici di Veneto Banca, Favotto e Vardanega, oltre a quelli di Banca Italia. Mentre gli investigatori lavorano, le associazioni che tutelano i correntisti fanno nascere il primo pronto soccorso per risparmiatori nel comune di San Giorgio in Bosco. Uno sportello per chi si è trovato coinvolto, suo malgrado, nelle vicende di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza. L'assistenza è completamente gratuita, quindi noi daremo l'assistenza sulle prime pratiche, daremo conforto psicologico e a tutte quelle persone over 70, over 80 che hanno il problema di internet faremo proprio nel comune di San Giorgio in Bosco, daremo l'assistenza per tutte le pratiche iniziali.